Come for me, come for me, come for me, come for me. Come for me, come for me, come for me, come for me. Buongiorno a tutti, io sono Cammelo, bevi l'acqua. Ciao ragazze, sono Vito da Marsala. State guardando qua il mio fisico tutto palestrato, no? Vi piaccio? Sono davanti a voi che sto parlando. State vedendo qua Vito, il fighetto. Sono un fighetto di quelli fighetti di Marsala. Io sono macio. Sono un... Donna, se vuoi un vero uomo chiama Vito, che sono un grande uomo di quelli spericolati. Ed eccoci qua amici telespettatori, si ritorna naturalmente nella bella rubrica del Cerco Amici, giusto? Sì, giusto. Tu lavori? Sì, Che lavoro fai? trasporto. Ti occupi di trasporti? Sì. La patente ce l'hai, la macchina No, pure? no, niente. Non c'hai né la patente né la No. macchina? No. Il motore ce l'hai? No. Neanche? No. I piedi sì? Sì. Sì, ti funzionano correttamente, puoi andare dove vuoi, con i piedi si può andare dappertutto. Sì. L'importante è questo. Sì. Va bene, parliamo allora dell'anima gemella. A che genere di donna siamo interessati? Partiamo da un'età base fino ad arrivare a un'età massima. 35, 36, 37, 40, così. E l'età base? Giusto. Dico l'età base. Sì. Cioè, da che età dovrebbe partire? 43, 42, Dovrebbe partire? sì, Per andare a finire a Palermo, a Palermo. sì. Vabbè, faccio io. Partiamo dai 25, va bene? Sì, Partiamo dai 25 per andare a finire a 32, 43, 45. Facciamo dai 25 ai Sì, 50? sì. Allora, amici telespettatori, benvenuti a questa rubrica dei cuori solitari. Questa sera praticamente abbiamo un altro cuore solitario che è in cerca della sua anima gemella. Viene da Trapani, ma si chiama, sentiamolo subito da lui. Ciao. Ciao, io mi chiamo Bartolomeo Boto. Boto. Bartolomeo Boto. Dimmi Bartolomeo. Però per gli amici Vaitolo, perché Bartolomeo Boto è lungo. Vaitolo. Sì. Va bene, Bartolo hai detto? Vaitolo. Vaitolo. Vaitolo, no Vaitolo, Vaitolo. Vaitolo. Va bene, Vaitolo, dimmi, ascolta, tu praticamente sei trapanese? Sì. Originario di Trapani? Sì, si dorme alla Colombaia per ora. Ho capito. E ascoltami Bartolo, tu praticamente sei in cerca di una donna ideale? Sì, sì. Dell'anima gemella? Sì, sì, soprattutto bella vivace. Vivace? Calda. Sì. Soprattutto viva. Esatto. Va bene Vaitolo. Allora, parliamo un po' di te. Sì. Tu che tipo sei? Intanto lavori? Sì, faccio il guardiano al cimitero, faccio. Ah, fai il guardiano al cimitero, Sì. Al cimitero di Trapani? Sì, certo. Va buono. E da quanto tempo? Da 25 anni. Da 25 anni. Te la passi bene, sì? Sì, non si lamenta nessuno. Esatto. Hai un bel guadagno? 1.900 euro al mese.
1.900 euro al mese. Perché Pensate prima eravamo in due, l'altro è scomparso, però lo stipendio non ai lo telespettatori, ciao a tutti e benvenuti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera, amici, vi voglio presentare un ragazzo particolare. Un ragazzo particolare perché particolare? Perché praticamente noi la scorsa settimana, ed esattamente nella scorsa puntata, abbiamo intervistato suo fratello. La persona che intendo intervistare quest'oggi si chiama Dingo Boy. Ciao Dingo Boy. Ciao, Dimmi un po' Dingo Boy, ma tu di dove sei? io di Erice, Di Erice, ed esattamente di dove Dingo Boy? esattamente contrada Ericina, Valderice va. Valderice, Sì. che sarebbe una frazione di Erice. Sì, sì, Una frazione o è vicina a Erice? una frazione, Una frazione di Erice. sì. Dimmi Dingo Boy, come mai ti chiami Dingo Boy? Io mi chiamo Dingo Boy perché tutte le ragazze ogni volta che mi incontrano mi dicono Dingo Boy, ma che sei il fratello di Dingo Man? Ah, allora tu sei il fratello di Dingo Man. Abbiamo intervistato noi tuo fratello. Ma chi mi dici, vero? Sì, tuo fratello Dingo Man, o Mandingo, che è la stessa cosa poi, giusto? Sì, è la stessa cosa, solo che io, Dingo Boy, sono più originale di Dingo Man. Buonasera a tutti, si ritorna naturalmente nella rubrica Grazie a noi. Perché? Perché questa sera ho intenzione di farvi sentire esattamente un annuncio di Antonino. Ve lo ricordate benissimo, Antonino praticamente ha fatto l'incontro con quella ragazza trapanese e che io ho coordinato, giusto Antonino? Sì. E tu volevi dichiarare qualcosa in televisione, Sì. giusto? Sì. Intanto l'incontro è riuscito bene, sì. Sì. Vi siete incontrati? L'incontro è stato bello. Cioè siete usciti insieme? Sì. Siete andati a cena fuori? No, a cena fuori niente. No. Siete stati da soli? Sì, da solo. Per cui un bacetto ve lo siete dati, giusto? Per cui già è qualcosa, giusto? Poi ho saputo anche che lei ti ha chiesto di levarti i baffi e tu ti sei levato i baffi, per cui l'hai accontentata, giusto Sì. Antonino? Sì. Però è successo qualcosa di molto particolare e curioso. Che cosa è successo? I familiari non buono. I familiari non vogliono. I familiari suoi? Sì, E come mai Antonino? non lo so. Cioè, lei ha chiesto il perché magari di questa situazione? Non mi ha detto niente lei. E come mai? Non me lo vuole dire. E certo tu stai soffrendo. Sì. Perché si vede dalla faccia che sei Sì. deperito. Sì. Sei dimagrito non so quanti chili. Quanti chili? 3, 4? 4 chili. 4 chili sei dimagrito. Oh yeah.